Il Consiglio Comunale di Agrigento al primo tentativo ha approvato il bilancio 2018 con 10 sì, 5 astenuti e 3 no. I voti negativi sono dei consiglieri Vullo, Vaccarello e Carlisi. Decisivi sono stati gli astenuti di Forza Italia e Pensiero Libero, perché hanno consentito di poter votare il documento, anche se con un numero di favorevoli inferiore alla metà più uno dei presenti. Una strategia consolidata che si basa su un appoggio esterno all'amministrazione Firetto, una sorta di patto di non belligeranza, proprio mentre l'area di Mauriana ha invece acceso la propria opposizione. La teoria vorrebbe che il bilancio venisse approvato entro marzo, così da poter prevedere e scegliere la spesa, ma ad oggi l'anno è finito, o si mangia la minestra o ci si butta dalla finestra. Ribadite le criticità rilevate dai revisori dei conti, che fino all'ultimo non hanno voluto ritirare il proprio parere negativo allo strumento finanziario, c'è stato dunque poco da discutere, o veniva approvato, i consiglieri andavano a casa e si dichiarava il dissesto. L'unico strumento per evitare il default, ha sottolineato lo stesso dirigente dei servizi finanziari Mantione, è approvare il prima possibile tutti gli strumenti contabili. A votare favorevolmente i consiglieri dei gruppi Cambi e Rinasce, la presidente del Consiglio Daniela Catalano, Gerlando Riolo, che peraltro è anche assessore comunale.